Invece la parigina, oggi facciamo la francesina. Una cosa che aggiungo la tia, se a voi vi piace, mi seguite e la fate anche voi. Non dicete, non si fa così, si fa così, io faccio così. Se a voi vi piace, la facite. Se non vi piace, non la facite. E mo, pigliate carta e penna e venite a presa a me. E non mi chiedete le dosi di salumi perché io faccio a voi è abbondante e generosamente, lo sapete. Prosciutto cotto e formaggio. Formaggio quello che tenete e quello che volete. Un po' di pane grattugiato che ci servirà per ultimo, 4 uova, parmigiano reggiano, 250 ml di latte e un pan carré. Guardate che bellissimo, vi faccio spuccare manca così. La prima cosa, pigliamo la zuppietta e schiattiamo i 4 pani. E 1, 2 e 3 e 4 e poi ci buttiamo il latte, poi uniamo un pizzichino di sale, un po' di parmigiano e facite una bella sbattuta, un po' sbattita così, ma sbattite un latte, un parmigiano e un pezzettino di sale, un po' da sbattere, poi da sbattere l'uovo. Nel frattempo prendete una bella pirofila o un ruoto o una placca, quello che tenete, facete una bella scriata di burro, torno, vedete, così. Non faccio vedere. Dopo che avete sciorignato tanto bello burro, mettete un po' di pane grattugiato e un po' di parmigiano. Si fa che la bella scorza crosticina croccante, serve per ingroccandire. Mo è venuto un momento, ambressa, così, veloce, piate tutti gli effetti di pan carré, infurnite dentro un mesca francesca che avete fatto, di uova e formaggio, e avviate a riempire la vostra pirofila. Io metto 4-6 ce ne vanno in questa pirofila qua. Quando avete fatto il primo strato, iniziate con il prosciutto cotto, così. Ecco qua. E poi ci mettete un po' di scamorza, ma giusto un po', poco, perché a me mi piace molto light, la verità, guardate, si vede. Dopo che avete fatto il primo strato, facete il secondo strato, sempre di pan carré. Ok. Non si fate tanto bello, lo passate in latte, formaggio e uova e iniziate a fare gli altri strati. Quando avete raggiunto tutti gli strati, ci facete una bella spremuta, così vedete? Ecco qua. E vi assicurate con latte ha raggiunto tutto il pan carré. Ecco qua, così. Ecco qua, ho finito. Adesso ci facciamo una bella brancata di parmigiano sopra. Ecco qua, sempre un poco perché a me mi piace molto leggero, molto light. E poi un po' di pane grattugiato, se vi piace. Se non vi piace non ci mettete. Si potrebbe mettere anche un po' di pepe, ma io non lo posso usare. Se a voi vi piace, mettetelo. Poi facete una sbattuta e lo mettete in forno. 180 gradi per 35 minuti. Ogni tanto ci da un occhio. Guardate qua, guardate che bontà. Assaggiamo e assaggiamo, che sia la francesina. Sapete la canzone napolitana, chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola,
e mette la coppa a chi vogli. Uè, caro bebè, che guarda a fa, di quando vengo a te mi senti disturba. Mamma mia, che profumo, ragazzi, questa fa sentire solo adoro. Questa, solo adoro. Assaggiamo. Questo piatto mi guardate. Questi sono qui quando ero giovane. Aspettate. Cuociono poco ruote, inshallah, se non mi brucio in mano. Ma assaggiamo. E per mia. Cuociono poco, E come è saporita. E mo, buon appetito e buona giornata a tutti quanti.